Nord è essere di fronte ai microfoni, l'altra invece è essere all'interno delle istituzioni, perché quando qua si tratta di mettersi al sicuro e di cercare posti, vediamo che qua si fa questo. Poi siamo sicuri, e sono d'accordo col collega Finco, che non c'è la capacità di andare a incidere sul conflitto di interessi, ma queste sono capacità umane ed oggettive che esulano da quello che possono essere i potenziali rischi che portano norme del genere. Quindi, al di là della certezza che non ci sono oggettivamente le condizioni di andare a incidere sui bilanci, si creano però i presupposti perché arrivi qualcuno che potrebbe farlo. Questo per dire che norme del genere ci riportano alle famose età, diciamo, della Prima Repubblica, dove uno, il momento che si incastrava nella politica, era a posto tutta la vita e passava un po' il Consiglio Comunale, poi si faceva pubblicità nelle regioni, in Parlamento, Europa, avanti e indietro. Allora, se vogliamo andare fuori da questo, perché lo chiede la gente, ma non perché lo vogliamo noi, perché la gente dice: avete rotto di vedere sempre le stesse persone, sempre le stesse facce e continuare a rimbalzarsi ovunque e dappertutto. Poi però, per carità, questa è la vostra scelta politica, volete insegnare di nuovo alle persone che è giusto sfruttare le proprie posizioni cercando di occupare più pedine, più posti possibili nei propri comuni, portandosi a destra e a sinistra. Poi io chiedo anche un po' di serietà, perché a me dispiace vedere il collega Barbisan che ogni volta che viene citato inizia a fare buffone, muove i microfoni. Allora, adesso è tranquillo, però non è che le telecamere devono inquadrare sempre. A me dispiace anche questo, perché nella serietà di una discussione del genere, dove stiamo andando a cambiare continuamente la legge elettorale, i paesi seri hanno le stesse leggi elettorali da centinaia d'anni. E qua invece ogni volta che si deve fare il favore a qualcuno, perché bisogna sistemare qualcuno, siamo sempre pronti a mettere le mani sulle leggi elettorali. La trovo una cosa anche avvilente dal punto di vista istituzionale. Però questo è il vostro modo di fare politica, e fatelo, cosa volete che vi dica? Però a un certo punto anche la serietà di prendersi in capo un emendamento che è votato da tutte le opposizioni, e qui non è che ci siano grandi questioni politiche, qua c'è solamente il tema di dire: signori, hai deciso di fare un percorso e lo fai all'interno della regione, te lo fai 5 anni, non ti piace più, ti dimetti, nessun medico ha ordinato a nessuno di fare politica. Prendi, te ne vai in comune se ti piace di più il comune, e se non ti piace te ne stai in regione. Punto. Mi sembra una cosa talmente semplice e ovvia che è per quello che tutti i cittadini chiedono a gran voce di dare una sola posizione politica a ogni persona che fa parte delle istituzioni. Grazie. Zanoni.